I processi si fanno in tribunale, ho la massima fiducia nel lavoro della magistratura per fare chiarezza, ma chi può spiegare perché ci davano dei razzisti allarmisti quando volevamo garantire la salute? Dure le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, commento di un quadro che si è dimostrato in sede processuale fa gridare ai più allo scandalo. Secondo quanto diffuso in queste ore da un quotidiano locale, infatti, controlli sanitari dell'USL nell'ex base di San Siro, chiesti dal sindaco Roberto Milan, sarebbero stati ostacolati dall'ex viceprefetto di Padova Pasquale Aversa per favorire i responsabili della Edeco, la cooperativa che gestiva molte delle strutture del Veneto. Deluso e amareggiato il sindaco di Bagnoli. Questo è un fatto gravissimo, perché se nella realtà il hub era troppo concentrato e non c'erano criteri igienico-sanitari minimi sostenibili, si doveva chiudere immediatamente, anzi non si doveva neanche aprire, e questa documentazione mi è stata impedita. Intanto a combattere sono stati lasciati i sindaci che da 3 anni chiedono giustizia. Se viene confermata questa linea, questa ipotesi, io chiedo solo giustizia di quello che doveva essere fatto 3 anni fa, cioè la mancanza dell'apertura e casomai la chiusura immediata del centro. Io chiedo al ministro Salvini di provvedere a fare giustizia nel territorio di Bagnoli. In attesa dei passi del ministro Salvini, che ha promesso alleggerimento e chiusura del centro di Bagnoli, il presidente del Veneto Zaia conclude: immagino che quello padovano non sia un caso isolato. Se le ipotesi investigative troveranno conferma processuale, saremo di fronte a un caso che sarebbe generoso definire riprovevole.